Mestre ha una nuova portineria in via Bissolati nel quartiere di Altobello, un nuovo avamposto di comunità che si aggiunge ai presidi di CAV CSV già attivi sul territorio comunale, dopo via Piave, Dorso Duro e la Giudecca a Venezia. Servizio di trasporto con persone con disabilità, lì vedete nel nostro cortile ci sono anche i pulmini messi a disposizione, abbiamo un presidio infermieristico, al mercoledì i nostri infermieri, che sono infermieri in pensione, fanno gratuitamente un servizio alle persone che lo chiedono, colesterolo, glicemia, pH, eccetera, eccetera. E poi facciamo un servizio di sportello che si chiama SOS Sportello Sociale a domicilio, perciò tutte le persone del quartiere e non che hanno bisogno di informazioni, di qualunque altra cosa, vengono qui in portineria e avranno tutti i servizi che noi possiamo indicare. Ogni portineria, finora sono 5, ma a breve aprirà la sesta, ha le sue caratteristiche. Il fil rouge però è sempre quello di contrastare la solitudine. Il risultato è incredibile rispetto a quelli che sono gli accessi dei cittadini che si rivolgono alle portinerie, prima di tutto anche solo per avere una parola amica, un momento di compagnia e poi effettivamente per quello che era uno degli obiettivi principali, ovvero fruire di servizi di prossimità. Fare aggregazione, avvicinare gli anziani soli soprattutto, secondo me è un momento di quelli storici, di quelli che ci dicono sì, state facendo bene per la gente. Presenti all'inaugurazione anche l'assessore comunale Venturini e la consigliera Onisto. Si conferma che la sinergia tra il pubblico e il privato permette anche di arrivare vicino ai più deboli, ai più soli e quindi di andare a confermare che se il pubblico non arriva fin certa si aggiungono le associazioni.